Seduto, bravo. Tu bene? Bravo. Ciao ciao Ugo. Guardate come ho sistemato la nuda con le borsette laterali. Incredibile. In pratica ho lo zaino dentro le borse. Una roba che fa Barton. Paintable. Molto fica. Che caldo fa. No. Ciao amici, finalmente dopo una serie di ripensamenti ho deciso di provare a portarvi il primo moto mountain vlog della stagione. Ora devo innanzitutto capire se è un format che vi può piacere. In pratica consiste nel fare un bel giro in moto tra passi dolomitici, parcheggiare la moto, di portarvi a fare delle escursioni in posti super belli tra le Dolomiti, in stile video Austria. Ho pensato molto prima di decidere se dirvi o non dirvi i luoghi dove andrò, un po' perché sono luoghi miei cari, carissimi, che porto nel cuore. Infatti a piedi li ho girati quasi tutti, però non ci sono mai arrivato in moto, e un po' perché per me risultano luoghi sacri in quanto luoghi di montagna. Ma ho deciso, per fare una prova, che vi porterò nei luoghi più famosi, tra virgolette, delle Dolomiti, dicendovi esattamente, ciao carabinieri, i passi che avrò luogo di attraversare e le zone da dove partire. Magari altri luoghi li terrò un po' più per me, anche se chi ci tiene veramente riuscirà ben a capirlo attraverso i video, credo. Ora vi tralascio 190.000 km di statale tutta dritta, sono diretto verso Cortina e il lago di Sorapis, quindi direi che la parte interessante sarà fra un po'. Mamma motore, senti Maria, mamma, a tra poco oh. Voilà! Sì, beh, non sono ancora arrivato dalle parti di Cortina, però da qua in poi dovrebbe cominciare uno dei passi più belli delle Dolomiti, che è il passo Giau. Ciao Velox! Non c'ho la targa davanti, ma dietro sì però. Dove andasio? Dove andasio con tutte che etichette là? Lo so, devo proprio cambiare lo scarico, questa nuda. Anche se lo scarico originale fa un rumorino niente male. Dai, beviamoci questi austriaci, poverini. Avete solo la neve, de bon. Alleghe, quanti ricordi. Poi c'è un sacco di gente super simpatica dalle parti di Belluno, del Dish Bronzoni. L'ottobre scorso qui è successo una sorta di disastro naturale e il vento ha spazzato via decine di migliaia di alberi, cambiando il panorama per i prossimi 100 anni. Ed è incredibile la forza della natura vista da qui. Ciao Velox! Minchia, secondo me i Velox si sono inventati il Gruber. Guardate che roba, che qui i danni sono incredibili. E questo, signori, è il bivio per il passo Giau, che però deviazione. Cos'è successo? E questo era il bivio per il passo Giau. Forse mi fa entrare da qua. Da qui comincia una delle strade più belle di tutti i passi dolomitici, secondo il mio punto di vista, che collega Alleghe con Cortina. Non so quanti tornanti siano, so che sono un bel po'. Ha un panorama davvero incredibile. È una meta famosissima per i motociclisti, perché la strada è una figata. Nonostante siamo in Veneto e non in Trentino, anche l'asfalto è messo molto bene. Mamma, guarda che casino. Mamma, guarda che bordello. E in cima è bellissimo. Devo ancora capire se sta moto si guida col ginocchio giù o col piede fuori. Quanto sei bella, motoretta mia. Saluta. Guardate quanto è bella sta strada e quanto male ho fatto sto tornante. Guarda che bellezza. E non siamo nemmeno a metà. Quanto sono bravo. Civetta, la marmolada. Guarda che roba. Mado. Poi adesso è tutto bello verde perché è tutto pieno d'acqua. Ehi, questa curva, gamba fuori o ginocchio fuori? Ma anche voi che lavorate la strada. Qui è come? I cingoli. Trentino sarebbe già stata asfaltata di nero, perfetta. No, Veneto io TVB. Guarda che bello. E non avete idea in che laghetto che vi porto. Anche se non è proprio il periodo adatto. Ciao a Freccia, a Semottacà Indiani. In quanto penso che Fugio sia chiuso. Ciao, aperto. Fa fortuna. Da qui ragazzi cominciano 11 km di strada fighissima, sia scenograficamente che come asfalto che come curve. Sì, prendi un po' più larga tu. Guardate queste chicane, sembrano veramente disegnate da un architetto. Guarda qua, piede giù, piede fuori e apri, Roby. Mamma, sta motoretta, che soddisfazioni. Poi sta strada è bellissima perché ti fa venire voglia di correre da quanto sono belle queste curve, questi tornanti, ma ti fa venire voglia anche di andare piano per guardare il panorama, perché è veramente incredibile. Ciao, guarda che roba. Mado, uno spettacolo. Mado, guarda che spettacolo, bellissimo. Ma riguarda la curva, Roby. Pardon. Dai. Mamma, quanto è bello. Staccatona, Valle Rossi, giù il ginocchio. No, decisamente no. Ma vedete, io non cosa fare, rallento. È la bellezza delle Dolomiti, non ci si può fare niente. Quando una cosa è bella, è bella. Oh, la neve, mi manchi piccolina. Sì, però vai Roby, vai, che dobbiamo andare ancora a fare 2 ore di cammino. Vai. Giù in piega. Sta moto proprio va giù da sola nelle curve. Devo ricordarmi con le borse dietro quando vado vicino a un guardrail. Ma dai, ma che meraviglia, Roby, il tornante. La neve. Entriamo in stile bellunese. La neo. No, vabbè. E si può arrivare lassù, a piedi. Se questo episodio andrà bene e vi piace, vi porterò. Qua ci sarà l'adesivo di Sinna. Ciao Sinna. E guardate qua che meraviglia. Lo scavallo qui è bellissimo. Poche moto, Ma no, dai, quanto è bello. Fantastico. Da qui poi
poi comincia la discesa verso Cortina. Io non adoro andare in moto in discesa, vorrei capire chi lo adora, ma non importa. No, vabbè, tu guarda la meraviglia, Mado, abitiamo in un bel posto. Ragazzi, andate in montagna, vi fa passare i pensieri e ci sono dei luoghi incredibili. Le Dolomiti scenograficamente sono un qualcosa di inspiegabile. Tu guarda che roba, uno qua va piano, come fai a correre? Bellissimo. L'unico pacco che sono partito stamattina con 33 gradi, qua ce ne saranno 17, forse anche 12, forse anche 10, e c'ho un freschino adesso tra mani e gambe. No, non ho un'apole riscaldate. Ciao, ciao, ciao. Sì, mi sono dimenticato di mettermi sotto la calzamaglia, ce l'ho solo sul petto e non sulle gambe. Mamma che bellezza, bellissimo. Veneto, se vuoi sponsorizzarmi posso fare la guida, quando ti vuoi, so qua. Comunque per essere metà giugno io non ho mai visto così tanta neve. Ciao, ciao. In queste zone come ora. Salve finanza, tutto a posto, partita IVA, tutto ok, tasse pagate, non ho più una lira, appunto. Cazzarola, mi metto a far video, andare a lavorare io qua, altro che. Ciao, ciao, ciao. Attenzione, attraversamento vacche, per 2,5 km vacche dappertutto. E in Veneto vacca non è solo l'animale. Non potevo non fare una pausa qua a salutare i miei amici. Guarda un Gruber, un Maffei tutto nero. No, forse quello è più Gruber. Ciao Gruber. Ciao Albi. Ciao Gruberino. No, e dove va? Sempre scontroso. Guarda, c'è anche Cratter, quello marrone che non caga nessuno lì. Ma nuda mia, quanto sei carina anche con le borse. Pazzesco, le racchette ci sono ancora. Pensavo di averle perse. Mamma che carina che sei. Oddio, ma il Seceda, quello tagliato così. Simon, andiamo in Seceda. Simon, andiamo in Seceda che si può andare in bici. Simon, andiamo in Seceda. Dai. Ecco, l'unico pacco di andare in moto è che, anche se non sembra dagli episodi che avete visto precedentemente a questo, sono una persona responsabile. Voi direte, sì, vai. E invece, quindi quando vado in moto non bevo nessuna birretta. Posso concedermene una a pranzo, però non di più. O guidate o bevete, e in questo sono molto responsabile, anche in auto. Aspetta che è sempre un sacco pelo in macchina. Tante volte mi capita di dormirci dentro. Mettere via la guida quando bevete è la cosa più stupida che potete fare dopo offrire una birra a Simon Club. Cioè, benvenuti a Cortina, siari. Ciao. Il centro di Cortina. 1 a 3 mi perdo, Cortina Olimpica 2026 potevo morire, però tra croci aperto. Dai allora. No, vai piano Robby, che siamo ancora in centro abitato. Scherzo. Vai Robby, a stecca. Gira qua, salta qua. Giù il ginocchio. Vai Robby. Mamma, come lo butti giù? Piede fuori. Ginocchio giù. Come lo fai? E questo adesso quando lo passiamo? Dai, qua, no, qua. Sì, dai, deciso. Bravo, dai, gasato. Senti, in terza mi ero anche dimenticato di scalare. Non ricordo male, dovremmo essere arrivati Eccoci, siamo alla partenza del sentiero. Tiro fuori le cose dalle borse, vi faccio vedere come sono attrezzato, perché sono un piccolo genio, e mi preparo a 2 ore di camminata. L'acqua è incredibilmente ancora sana. Qui, come vedete, ho tutti i vestiti. Userò questo zaino Barton che è packable, addirittura di 25 litri, e porterò dentro la macchina fotografica che è di là, una felpa e altre 2 robe. Dovrebbe essere anche impermeabile. Mi cambio in un secondo, saremo pronti alla partenza. Pronti? E dopo essermi assettato, essermi vestito da montanaro, tutta quella roba lì andrà a finire dentro qui. Ah, che bellezza. Water, helpa, maglietta di Keyway, sempre packable della Barton, anche questo è una meraviglia. Batterie della GoPro, i soldi, le chiavi, panino col prosciutto perché la soppressa l'avevo finita, calettino, frontale che non si sa mai, macchina fotografica con una lente, l'acqua la mettiamo qua di lato e chiudiamo. Tutta sta roba mi stava dentro lì senza avere niente sulla schiena prima. Brava, ci vediamo dopo. E da qui comincia la mia escursione verso il lago di Sorapis. Come vedete, nonostante sia un venerdì di giugno, c'è un sacco di gente in ferie e è un posto molto conosciuto, non a caso ve lo sto dicendo, però mi raccomando, se decidete di visitarlo, portatevi i rifiuti a casa, e già c'è un bordello allucinante il venerdì, figuratevi sabato e la domenica d'agosto. Più o meno dovremmo andare lassù. Come vedete è un sentiero molto tranquillo, è segnato dal numero CAI 215, non mi ricordo quanto è lungo, pare un paio d'ore, dipende anche ovviamente dalla vostra forma fisica. Passa in mezzo al bosco, poi ci sarà qualche parte un po' più ripida ma niente di che, e si arriva lassù dove c'è il lago più bello del mondo per me. È molto famoso per il colore verde. Adesso mi fermo, tiro fuori il panino, vi faccio vedere che razza di setup, come sono vestito. Innanzitutto un po' di acqua mi tocca perché poi guardate sto zainettino che ficco che è, panino più barrette, tac, chiudiamo lo zaino, tac, guardate come socciapa, e voilà! Guarda che pantaloncino, guarda che scarpetta con tanto di calzino che si può tirare su in caso di serpenti, zainetto, racchette da sciatore, servono solo per camminare, non servono ad altro. E si parte, torniamo lungo il cammino che è lunga. Pronti? Voilà! Ale! Paninetto, ci sta? Ho una fame. Ho già cominciato a sentire dei rumori strani tra le rocce. Robby, dai, tu? Mi sono anche ricordato di accendere Strava per l'escursione. Sai che cosa viene fuori? Non voglio correre, vado piano, voglio gustarmelo. Anche perché ho appena fatto 160 km in moto. La neve, ragazzi, non ci credo. Fammi piantare una bacchetta, fammi capire come si sente uno skier.
Ma è divertente? Vabbè, a camminare servono, tenere lontani i serpenti, ma che altro? Guardate che meraviglia. Ciao, una patata qualche volta, mai. Al mare bisogna andare. Che spettacolo. Sembra di poterle toccare. Sono di cartone. Che meraviglia. Se avete escursioni da consigliarmi tra le Dolomiti, sinceramente ne ho fatte tantissime negli anni passati. Ecco, non avevo un vlog. Scrivetemene qua sotto. Credo di averle girate un po' tutte, però se c'è qualcosa di strano lo rifaccio volentieri. O magari che non conosco, molto probabile. Magari qui sono proprio in mezzo al bosco. Tiriamo sui calzini, va? Ma la bronzatura da ciclista mi appartiene. Arriviamo ad avere la bronzatura da muraro. Di solito cammino a petto nudo. C'è da dire che oggi non fa particolarmente caldissimo. C'è un venticello bello fresco e l'idea di avere il bragotto cagotto all'arrivo non mi ispira così tanto, anche perché il rifugio dovrebbe essere chiuso. Porca ma mi gustavo già la birretta io. Magari quando arriverò a casa. Ma voi i video li guardate fino all'ultimo secondo? Perché in alcuni ci sono un po' di sorprese. Acqua, saltella, via, non venite a bere qua. Natura trasforma tutto. Vediamo se adesso scivolare e avere il titolo del vlog. No, bravo Roby. Non detto, ora comincia a fare caldissimo. Ciao. Ci fosse qua il Gruber. E allora ti muovi? No, posso salutare tutti. Ma pazzesco, ma quanta neve c'è? No, vabbè, devo portare Ugo. Fatemi fare lo skier, il sci fondista. Ma dimmi te. Ma che roba, ma così si prova chi fa sci di fondo. Divertente? Ciao. C'è un sentiero al Lagazzuoi, una sorta tipo di via ferrata non ferrata, che si chiama, come mi ha insegnato il buon Gruber, Kaiser, qualcosa del genere. Una sorta di soliti sospetti, però solo Jäger. Ciao. Ed è bellissimo, una volta mi piacerebbe portarvi pure lì. Io ovviamente l'ho fatto senza attrezzatura. Guardate chi è che mi chiama. Mi rompe le balle anche quando sono in vacanza. Qua non fa mai niente. Devo anche subirti in vacanza. Io sto già bene, Roby, che non vuoi più fare il vlog con me. Ciao Albi. Ciao bello, ciao. Mi licenzio. Albi TVB, rimettiti in fretta, va. Ciao. Avevo fatto una pausa per togliermi la maglietta perché stavo sudando l'anima. Infatti avete visto come le ragazze mi hanno salutato subito. In Veneto si dice Ezechi Poe, Kino Poe, Edgar Allan Poe. Questa era per pochi, E tu? Ciao. Prego. Ciao. Carino. Era un bus, non dovrebbe mancare troppo. Ma qui è di una bellezza. Ma che roba! Non so se la GoPro rende. Avete idea di quanto è vasto tutto lì? Che meraviglia. Che salita. Ieri bici. Oggi moto escursioni. Altro ieri bici. Fatemi santo a San Bragotto. Sarebbe neanche male. Lo si festeggia con una birretta. Fai anche 10 birrette a testa. In allegria. Comunque queste bacchette rompepì marroni che essere utili. Dai su. E qua dove devo andare? Su di là, no di là. Morire subito. Facciamo un giro, va? Oh, la scala me la ricordo. La scala verso il paradiso. Perché adesso sai io poco. Kilian Bragotto. Dai. Per sentire un po' di adrenalina non ti basta neanche più l'Oblivion di Gardaland. Ma dimmi te. Ma quanta neve c'è? Pazzesco. Ecco, magari qua se cadi tanto bene non ti fai. Serpenti. Bravi. Ponticello. Qua si viene giù male, sì. Ti fai, decisamente. Ciao. Come al solito, come sempre mi accade perché voglio fare le foto al tramonto. Sono l'unico che sta andando e stanno tutti tornando. Questa cosa mi dà sempre da pensare. Vabbè, anche se cadi da qua tanto bene non ti fai. Non vedo perché bisogna cadere, però facciamo un giochino. Cos'è? Una scala di uno ski lift buttata giù? Che comodità. Dovremmo esserci quasi, Roby? Dopo ste bacchette puoi lanciarle. Occhio. Sente un po' di acqua. Quello dovrebbe essere il dito di Dio. Quello lassù, la punta là in cima. Non picchiatemi se sbaglio. E attenzione alla meraviglia. Dite che è trasparente l'acqua. Però ciao. Ovviamente la bionda non mi ha cagato di striscio, ma anche straniera. Ma dove cazzo la sto andando? Pronti? Ciao. Eccolo. Look de meraviglia. Che dire? C'è poco da dire. Cioè io non dico niente, ma è che non so se la GoPro rende il verde. Ma non avete idea di quanto è verde. Tu guarda che bellezza. So che ci si può fare anche il bagno. Beh, d'altronde come tutti i laghi del mondo. Ma quanto è bello. Bellissimo. Quello lì è il dito di Dio. Vabbè, a titolo informativo ci ho messo un'ora e mezza di cammino. Il lago è pieno d'acqua, quindi è pazzesco vederlo così. È veramente una meraviglia. Pieno di cornacchie. E che pace. Faccio 2 foto. Senza senso. Meraviglioso. Ma ditemi voi dove vi porto. Condividete questo canale un po' in giro, va? Almeno mi date motivazione per fare ancora video, che qua YouTube mi fa guadagnare neanche il prezzo dei rullini. Siamo capiti? No, voglio farmi un bagno. Sarà l'acqua meno 8. Anche se adesso ho solo una cosa in mente e ho solo paura che il rifugio sia chiuso. Andiamo a vedere. Rifugio? Vai Kilian. Adesso se scivolo con macchinetta in mano, GoPro in testa. Wow, non sono scivolato. Rifugio? Devo andare di là. Perché sento che sto facendo una cazzata? No. Qua però rischi una gerrata. Bravo. Brava, madonna, chi sei? Mona. Qua c'era il passaggio. No, sapevo. E dovrò berla a casa. È destino. Però una cosa prima di andare via voglio farla. Occhio. Alla fine me lo merito. So che fa bene alla circolazione. Wow. Usti. Sì, credo sia meno 40 l'acqua. Boia. Oh, che bellezza però. Ok, non sento più i piedi. Anni che non venivo, ma è davvero una meraviglia. Ma veramente fredda. Prepariamoci a tornare giù, va?
Ciao Serapis. Adesso c'è una domanda fondamentale che mi assiderà fino al ritorno, ed è solo una: ci sarà ancora la mia moto? Guardali i rifornimenti. Come al solito sono l'ultimo a scendere prima del buio. Una volta voglio accamparmi e passare la notte qui. Deve essere una meraviglia. Visto che la strada del ritorno è la stessa dell'andata ed è anche tutta in discesa, la faccia mia, delle mie ginocchia, io direi che ci sta perfettamente la solita magia mia, e in un secondo, se non cado giù dai dirupi, ci ritroveremo davanti alla nuda, se c'è ancora. Certo che c'è ancora. Pronti? Oh, voilà! Ce la faccio più, Tosi. Sarà la mia moto? Oh, che bellezza! Oh, devo farmi gli adesivi. Oh, ole! C'è ancora. E devo tornare ad avere un aspetto normale da motociclista. Mi cambio al volo e risaliamo in moto. Pronti? Oh, voilà! Salgo in moto e riparto, va? Oh, che fatica. Oh, voilà! Certo che questo moto mountain vlog forse dovevo pensarlo dal punto di vista fisico, una prova di resistenza. Comunque vorrei innanzitutto chiedervi cosa ne pensate. Se può piacervi una cosa del genere, tu guarda che meraviglia di tramonto, ma dai! E se vorreste vedere altri episodi, scrivetemelo qua sotto e fatemi sapere appunto anche se avete qualche itinerario fattibile in giornata tra le Dolomiti. Come al solito, per chi volesse vedere le foto che faccio, tra cui anche quelle del lago di Serapis, vi invito a seguirmi su Instagram, questo qui, potete vedere anche tutti i miei lavori e tutte le foto. Ho un canale Telegram dove proverò a condividere vicissitudini, magari dicendovi dove sono, così ci si può beccare per bere una birretta, fare un giro insieme. Cosa fondamentale, per favore, iscrivetevi al canale. So che non dovrei dirlo, ma lo dico. A voi non costa niente, ma porta del beneficio, e cliccate su iscriviti. E vabbè, insomma, anche per questa volta è tutto. Ci vediamo alla prossima, che potrà essere in bici, in moto, non ne ho la minima idea, o perché no con un altro sport, magari acquatico. Ciao! No, togliere le mani dal manubrio però.